L'acqua che scorre disegna un territorio grazie alla mano dell'uomo. Il Veneto è quello che è oggi proprio perché aree sono state strappate all'acqua e altre acque sono state reindirizzate. Eppure è ancora limitata l'attenzione nel disegnare l'architettura del paesaggio all'acqua, un tema sentito dall'Associazione Bonifiche del Veneto. C'è un paesaggio di cui non possiamo dimenticarci le origini, quindi oggi ripercorreremo un po' la parte storica del paesaggio, soprattutto il paesaggio della bonifica, generato appunto dall'attività della bonifica, fino a analizzare come l'uomo attraverso le proprie opere e quindi attraverso l'urbanizzazione, il consumo del suolo e la pianificazione ha proprio perso di vista questo obiettivo, depauperando il territorio fino quasi a comprometterlo. I cambiamenti climatici sono la variabile aggiunta che molto spesso genera quei problemi che tutti i giorni poi noi vediamo. Collaborazione con lo UAV? Sì, lo UAV, sia lo UAV che l'Università di Padova, noi collaboriamo costantemente proprio perché l'insegnamento anche ai nuovi pianificatori, ai nuovi urbanisti, alle persone che oggi si accingono poi a disegnare il nuovo territorio dove viviamo, devono avere ben chiaro le origini del proprio territorio. Questa interconnessione importante fra acqua, territorio e consorzio di bonifica credo sia importante. Ecco, oggi facciamo questo. Facciamo capire che questo è il percorso che dobbiamo fare, questo è il ragionamento che dobbiamo fare e soprattutto che dobbiamo continuare ad investire in strutture perché i cambiamenti climatici, sia ripeto per quello che riguarda la difesa idraulica, sia per quello che riguarda l'acqua come l'acqua irrigua, sono estremamente importanti e vanno governati. Nel governare ci vogliono risorse per avere un importante approccio e un modo diverso di approcciare rispetto al passato.